si va a votare per eliminare alcune storture dei sistemi giudiziari che si sono accumulate nel corso degli anni. In particolare si può parlare della legge Severino, che prevede l'ineleggibilità, l'incandidabilità e la decadenza per i politici e per i rappresentanti del governo e per gli amministratori locali in seguito a sentenza definitiva. Le ragioni dei 5 sì a partire dal quesito per abolire il decreto Severino. Il comitato del sì invita gli italiani a votare per il referendum sulla giustizia, sì anche alla riforma del CSM, alla separazione delle carriere e all'equa valutazione dei magistrati. Il cittadino deve essere informato e deve capire che è il primo a beneficiare da una riforma di queste norme. In particolare per quanto riguarda il CSM è necessario fare in modo che decada l'autoreferenzialità della magistratura. Per quanto riguarda la riforma del CSM, per esempio, si prevede che i membri non togati del Consiglio Superiore della Magistratura possano valutare l'operato dei magistrati, cosa che ad oggi non si fa ma che è lasciata a solo i membri togati, ossia solamente ai giudici. Ed ecco le ragioni anche del sì per il quinto quesito, quello sui limiti agli abusi della custodia cautelare. Bisogna votare sì perché do solo un dato: negli ultimi 30 anni 100.000 persone sono state detenute e successivamente giudicate non colpevoli e alcune di queste sono addirittura state risarcite. Io non credo che si possa veramente risarcire una persona per una detenzione non dovuta. E questo ad esempio è il secondo quesito, quello che prevede l'abrogazione della norma che prevede misure cautelari quali la custodia cautelare nel caso in cui ci fosse pericolo di reiterazione del reato.